RT in lievissimo aumento, tutti gli altri parametri in miglioramento. Il Friuli Venezia Giulia va verso la conferma della zona gialla, ma preoccupa la variante inglese rilevata nel 26% dei campioni. Partite le vaccinazioni alle forze dell'ordine, ma la polizia locale resta esclusa per la privacy. Questo è il paese in cui la burocrazia vince anche sull'emergenza. Insopportabile, ha commentato il vicepresidente Riccardi. Stamattina a Roma i funerali di Stato per l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi in Congo, strappati da questo mondo, ha detto il cardinale De Donatis, da artigli di una violenza feroce. Picchiano il datore di lavoro in centro a Pordenone per ottenere il pagamento di alcune prestazioni. Arrestati 4 stranieri dalla polizia per rapina, danneggiamenti e lesioni a pubblico ufficiale. Emozionato di rivedere al Giro la salita sulla quale trionfò nel 2003, Gilberto Simoni prevede grande spettacolo sullo Zoncolan. La sua intervista in uno speciale Giro questa sera alle 21. A tutti voi buonasera, bentrovati a questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Dunque anche per la prossima settimana si prospetta la zona gialla per il Friuli Venezia Giulia. L'RT segna un lievissimo aumento ma resta comunque sotto a 1. A livello nazionale la Fondazione Gimbe segnala aumenti dei casi del 10% in 7 giorni, addirittura del 20% in 41 province. Sarebbe l'effetto delle varianti più pericolose. E proprio a proposito di varianti scopriremo quella come quella inglese comincia ad avere un'incidenza preoccupante anche in Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia l'RT segna un lievissimo aumento pur mantenendosi sempre ampiamente sotto 1. Tutti gli altri indicatori che descrivono l'andamento della pandemia nella nostra regione sono in miglioramento. Un quadro quindi compatibile con la permanenza della nostra regione in zona gialla. Dall'ultimo monitoraggio effettuato dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità emerge che l'indice del contagio è passato da 0,8 della scorsa settimana a 0,83 dell'attuale. Continua a diminuire la pressione sugli ospedali, per quanto si resti ancora al di sopra della soglia di criticità per quanto riguarda l'occupazione delle terapie intensive. Si è passati dal 34 al 33%. Continua la discesa negli altri reparti, dove i posti letto occupati da pazienti Covid si sono ridotti dal 31 al 28%. Il numero di casi riportati alla Protezione Civile regionale negli ultimi 14 giorni è sceso da 2036 a 1815. I focolai attivi in Friuli Venezia Giulia sono passati da 820 a 707. I nuovi focolai individuati erano 268 la scorsa settimana, mentre sono 246 questa. Alla vigilia dell'assegnazione dei colori alle regioni arriva anche il monitoraggio della Fondazione Gimbe, che a livello nazionale segnala un aumento del 10% in 7 giorni di nuovi casi, che riflette l'espandersi delle varianti più contagiose, e spie rosse in 41 province, dove l'incremento dei contagi supera il 20%. In Friuli Venezia Giulia nessun indicatore è in peggioramento rispetto alla settimana precedente, ma restano sopra la soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva. Quanto alla campagna vaccinale, il 2,94% della popolazione si è vista somministrare prima e seconda dose, contro la media nazionale del 2,25%. La percentuale sale al 3,33% rispetto alla media italiana del 2,9% se si considerano solo gli ultraottantenni. E l'esito del sequenziamento sul campione di tamponi positivi esaminato indica un andamento della diffusione della variante inglese tutt'altro che trascurabile in Friuli Venezia Giulia. Allo stesso tempo emerge l'assenza delle altre 2 mutazioni, quella sudafricana e quella brasiliana. Lo ha comunicato il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, spiegando nel dettaglio relativamente alla presenza della variante inglese che si è passati da un'incidenza sui casi esaminati del 5%, questo relativamente ai campioni del 3 e del 4 febbraio, a quella del 26% sui campioni del 18 febbraio. A questa
mutazione del Covid è attribuita una capacità di diffusione accentuata almeno del 37%. E sono 15 oggi i decessi con Covid in Friuli Venezia Giulia. Su 6.657 tamponi molecolari sono stati rilevati 449 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,74% e su 3.385 test rapidi antigenici realizzati sono stati rilevati 234 casi con una positività del 6,91%. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 56, quelli in altri reparti calano a 335. Le persone in quarantena oggi sono in tutto 9.249. Serve attenzione, serve anche tantissima responsabilità, quasi 700 casi in un giorno in regione e un tasso di positività di nuovo ben superiore al 6%, sono dati che preoccupano, lo afferma il segretario regionale del Partito Democratico Cristiano Sciaurli. Nessun allarmismo ma nemmeno trionfalismi, aggiunge il Dem. Abbiamo purtroppo già visto in passato che l'aumento di ricoveri e la pressione sugli ospedali arriva ovviamente dopo l'aumento dei contagi. Siamo in una fase delicatissima in cui serve moderazione e attenzione a non dare messaggi sbagliati ai cittadini, gli stessi che poi magari sono stati accusati di irresponsabilità. Prosegue il segretario del PD. Facciamoci trovare pronti a velocizzare il piano vaccinale e a rafforzare la prevenzione, evitando di perdere tempo in assurdità come la gara fra regioni ad acquistare da sole i vaccini, conclude Sciaurli. E già domani i presidenti di regione riceveranno dal governo la bozza del nuovo DPCM che sarà in vigore dal 6 marzo, lo ha detto oggi incontrando le regioni la ministra Gelmini. Il sistema delle fasce resta per evitare un nuovo lockdown. Si sta lavorando alla riapertura dei luoghi della cultura, ma se ne parla ad aprile. È quanto avrebbe detto il ministro per le autonomie Maria Stella Gelmini durante l'incontro di questa mattina tra governo e regioni. Ai presidenti già domani dovrebbe arrivare una prima bozza del DPCM che entrerà in vigore il 6 marzo. Il governo, avrebbe detto Gelmini, secondo quanto si apprende, sta lavorando intensamente in queste ore sul nuovo provvedimento anti-Covid. Sono naturalmente in costante contatto con Palazzo Chigi e contiamo di farvi avere nella giornata di domani, con grande anticipo rispetto alla scadenza del 5 marzo, una prima bozza del DPCM. Gelmini ha sottolineato quanto per l'esecutivo Draghi sia fondamentale il confronto costante con le regioni e l'anticipo delle decisioni, in modo da lasciare ai cittadini il tempo necessario per poter organizzare la propria vita. Il governo avrebbe inoltre deciso di posticipare a lunedì l'entrata in vigore delle ordinanze attualmente fissata la domenica. Questo avevano chiesto le regioni e lo avevo condiviso, questo abbiamo ottenuto, avrebbe affermato Gelmini. Così aiutiamo anche le attività economiche che non perderanno il weekend. Quanto al sistema delle fasce, verrà mantenuto. Finora, ha detto la ministra, è stato scongiurato un lockdown generalizzato e questo deve essere l'obiettivo principale anche per le prossime settimane e per i prossimi mesi. L'esponente del governo Draghi ha fatto inoltre sapere che si sta lavorando per una graduale riapertura dei luoghi di cultura. Il ministro Franceschini ha avviato un confronto con il CTS per fare in modo che, superato il mese di marzo, si possano immaginare riaperture con misure di sicurezza adeguate. Al via la campagna vaccinale degli operatori delle forze dell'ordine anche a Trieste, ma causa privacy, così come era successo per il mondo della scuola, resta esclusa la polizia locale. Oggi per quanto riguarda l'emergenza sanitaria trova la Regione pronta a rispondere alla richiesta dello Stato e delle forze di polizia e quindi mette a disposizione le strutture, i propri medici. Noi abbiamo messo 2 medici della Polizia di Stato e quindi insieme questo è il mantra del nostro stare sul territorio, insieme lavoriamo per la sicurezza dei cittadini. La campagna vaccinale rivolta alle forze dell'ordine e alla Guardia Costiera è partita anche a Trieste, dove nel corso di queste giornate finanzieri, carabinieri, poliziotti e militari si sottoporranno alla profilassi. L'adesione è stata massiccia, manca però la polizia locale per una questione burocratica. Oggi purtroppo è mancata la polizia locale che per me era presente ed è mancata per quel problema legato alla privacy che si è verificato anche per quanto riguarda il mondo della scuola. Quindi oggi non erano presenti, ma per me
me lo erano, e nei prossimi giorni comunque con altre modalità cominceranno quelle vaccinazioni per tutelare tutto quel settore. Il virus però sta tornando e dunque è fondamentale non abbassare la guardia. No, non bisogna abbassare, soprattutto bisogna far arrivare i vaccini, questa è la cosa fondamentale, perché la richiesta di vaccinazione c'è, il rischio è quello che non siano sufficienti i vaccini, quindi bisogna premere sull'acceleratore a tutto gas, sperando che ci sia un rifornimento, una benzina sufficiente per fare camminare la macchina, che altrimenti tutto questo, diciamo, trova un rallentamento e quindi un allungamento di quella che sarà l'andamento di questa pandemia, che non si ferma, sembra, proprio gli ultimi dati ci dicono che ritornano a crescere i contagi. E a proposito dell'esclusione della polizia locale, dopo quella del personale della scuola, nel nostro paese la burocrazia vince anche sull'emergenza sanitaria, è insopportabile, lo ha detto il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. Federica intanto ha chiesto trasparenza sulle decisioni del governo in merito a chiusure e aperture. Una richiesta precisa di dati scientifici per spiegare aperture e chiusure e poi un attacco frontale alla burocrazia. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga e il vice Riccardo Riccardi, in due diversi contesti, lanciano dei messaggi piuttosto forti e precisi al nuovo governo guidato da Mario Draghi. Il governatore ha avuto un confronto insieme alla conferenza delle regioni con i ministri degli affari regionali e autonomie Maria Stella Gelmini e alla salute Roberto Speranza. Per stabilire aperture e chiusure, ha detto Fedriga, serve un'evidenza scientifica che consenta di ponderare l'impatto delle scelte e prendere decisioni consapevoli, senza penalizzare attività che non comportano un ampio rischio di contagio. È positiva invece la volontà del governo di rivedere i criteri di valutazione per l'assegnazione delle fasce. Con gli altri governatori Fedriga ha chiesto un'accelerazione sull'approvvigionamento dei vaccini. Il governo ha garantito un miglioramento dell'attuale sistema fasce colorate che resterà in vigore, mentre eventuali limitazioni o aperture saranno in vigore dal lunedì e non più dalla domenica. Il nuovo DPCM è comunque atteso per domani. Quasi in contemporanea però, dall'ospedale di Cattinara, dove è partita la campagna vaccinale delle forze dell'ordine, Riccardi non nascondeva la rabbia a causa delle norme che hanno impedito alla regione di procedere con le vaccinazioni del personale scolastico direttamente negli istituti e della polizia locale. Questo è il paese nel quale la burocrazia vince anche sull'emergenza, è una roba insopportabile e quindi proseguiamo avendo raggiunto un risultato importante, perché in Friuli Venezia Giulia oggi ci sono oltre 100.000 persone vaccinate e credo che sia un risultato importante che deve proseguire e potrà proseguire nella misura in cui avremo a disposizione maggiori dosi rispetto a quelle che sono programmate, perché avendo maggiori dosi mettiamo in sicurezza prima le persone, avendo peraltro a disposizione a questo punto l'altro elemento importante che è la medicina generale, con la quale declineremo l'accordo nazionale. E abbiamo visto che c'è una piena disponibilità a sostenere il servizio sanitario nell'inoculare le dosi. L'ex caserma Cavarzerani di Udine è stata dichiarata nuovamente zona rossa a seguito del riscontro da parte del Dipartimento di Prevenzione di 3 casi di positività al Covid-19 tra i richiedenti asilo attualmente ospitati nella struttura e di un mediatore culturale. Per contrastare la diffusione del contagio, il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha emesso oggi un'ordinanza contingibile urgente che prevede il divieto di ingresso e di uscita dalla struttura per chiunque non sia debitamente giustificato. La misura entra in vigore oggi, rimarrà valida fino al prossimo 6 marzo. Si sono svolti questa mattina a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, i funerali di Stato per l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi in Congo. I feretri avvolti nel tricolore sono stati trasportati nella chiesa dai carabinieri del 13° Reggimento Friuli Venezia Giulia di Gorizia, quello di Iacovacci. Presenti il premier Mario Draghi, i ministri Guerini, Di Maio, Lamorgese, Giorgetti, i presidenti di Camera e Senato Fico e Casellati, oltre alle famiglie delle 2 vittime. A celebrare i funerali è stato il cardinale Angelo De Donatis, vicario del Santo Padre, che ha anche portato il cordoglio di Papa Francesco. C'è angoscia per i troppi uomini invaghiti del denaro che tramano la morte del fratello. C'è l'angoscia perché la giustizia è disattesa, ha detto nell'omelia. Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci sono stati strappati da questo mondo da artigli di una violenza feroce che porterà altro dolore. Dal male, ha detto ancora il cardinale De Donatis, viene solo altro male.
Nuova nomina sottosegretario per la deputata friulana Vannia Gava, che ricoprirà il ruolo nel nuovo Ministero della Transizione Ecologica. L'augurio di buon lavoro è arrivato da tutti gli esponenti della Lega del Friuli Venezia Giulia, a partire dal coordinatore Marco Dreosto. La deputata friulana della Lega Vannia Gava torna a ricoprire il ruolo di sottosegretario. Dopo la sua nomina all'ambiente con il Conte 1, l'onorevole Di Sacile è stata scelta da Draghi tra i 39 nuovi sottosegretari. Gava ricoprirà il ruolo nel nuovo Ministero della Transizione Ecologica voluto dal Movimento 5 Stelle. Con il suo nome, il partito guidato da Matteo Salvini, che ha ottenuto 9 sottosegretari, conferma la fiducia all'esponente friulana in un ruolo strategico e soprattutto in ottica green per il futuro. A Gava sono arrivate le congratulazioni e l'augurio di buon lavoro da tutti gli esponenti della Lega del Friuli Venezia Giulia, in particolare dal coordinatore ed europarlamentare Marco Dreosto. La Lega Friuli Venezia Giulia c'è. Con la nomina di Vannia Gava a sottosegretario al Ministero della Transizione Ecologica, Matteo Salvini premia il nostro territorio, affidando questo importante e delicato incarico a una figura di spicco della nostra regione e del nostro partito a Roma. La conferma della strategia vincente della Lega è quella di legare sempre il buon governo con il territorio e portando avanti le istanze delle nostre genti e dei nostri cittadini. Ora è necessario continuare a fare squadra tra Regione Friuli Venezia Giulia, Roma e Bruxelles. Con il governatore Fedriga, 4 parlamentari, 2 senatori, 2 eurodeputati ed ora un componente del governo Draghi, la Lega Friuli Venezia Giulia lavorerà in sinergia per il rilancio della nostra economia e del nostro territorio. Gava ha accolto con soddisfazione la nomina e si è detta pronta a mettersi subito al lavoro. La cronaca: picchiano il datore di lavoro per avere i soldi di prestazioni ancora non pagate. Sono stati arrestati dalla polizia di Pordenone 4 stranieri. Picchiano il datore di lavoro per reclamare compensi non corrisposti. 4 stranieri sono stati arrestati dalla polizia di Pordenone per rapina, danneggiamenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e saranno processati per direttissima. È successo ieri sera alle 21, quando è giunta alla sala operativa della questura una segnalazione per una violenta lite in via Santa Caterina. Giunti sul posto, gli agenti delle volanti hanno notato 4 giovani che inseguivano una persona per poi picchiarla con pugni e calci. I poliziotti hanno messo in una volante l'aggredito per sottrarlo alle violenze e cercato di calmare i 4, aiutati da altre 2 pattuglie. Gli aggressori però hanno cominciato a inveire contro gli agenti e circondato la vettura cercando di aprire la portiera e danneggiando la carrozzeria. A questo punto gli uomini delle forze dell'ordine hanno dovuto usare lo spray e il peperoncino per calmare il gruppo di esagitati. Accompagnati in questura, dove oltre a denudarsi e a sputare per terra hanno continuato a denigrare i poliziotti, a 2 dei quali è stata diagnosticata una prognosi di 5 giorni per contusioni, i 4 sono risultati essere 3 cittadini afghani, uno pakistano tra i 23 e i 27 anni, titolari di permesso di soggiorno per asilo politico e protezione sussidiaria e gravati da precedenti per reati in materia di stupefacenti, estorsione, rapina e ricettazione. Il gruppo ha cercato di giustificare il proprio comportamento affermando che l'aggredito, un 45enne pordenonese e il loro datore di lavoro, al quale è stata diagnosticata una prognosi di 5 giorni per contusioni, doveva loro dei soldi per lavori non ancora pagati. Uno di loro si era anche impossessato del cellulare della vittima. Così, data la flagranza di reato, i 4 sono stati arrestati. 2 sono stati portati nel carcere pordenonese, gli altri trattenuti in cella di sicurezza. Il questore Marco Dorisio ha avviato le procedure di revoca dei loro permessi di soggiorno. Assalto fallito nella notte in un supermercato di Butrio. La spaccata è stata tentata attorno alle 2:30 ai danni ad un punto vendita Coop posizionato lungo la strada regionale 56 nel tratto che prende il nome di via Stringer. I malviventi hanno utilizzato una vettura come ariete lanciandola a tutta velocità contro la vetrata del supermercato. Poi sono entrati a caccia delle casseforti e delle cassette di sicurezza. In zona però c'erano i carabinieri della radiomobile della compagnia di Palmanova che hanno messo in fuga i ladri. Non è stato rubato contante grazie al tempestivo intervento dei militari, solo pochi generi alimentari, danni ingenti alla vetrata. È entrato in camera da letto per dormire quando ha notato parte del soffitto cadere a pezzi. Avrebbe potuto avere esiti ben più gravi il distacco del soffitto di un alloggio che si è verificato questa notte attorno alle 2 in un appartamento di via Re di Puglia, Ronchi dei Legionari. L'uomo non è rimasto ferito, ha chiamato il 112. Dalle prime informazioni si sarebbe trattato di un dissesto statico.
L'antenna della discordia di Laipacco sarà spostata. Dopo 2 anni di battaglie e petizioni, il Consiglio Comunale di Udine ha deciso di andare incontro ai residenti ed è stata già individuata una possibile soluzione. L'antenna della discordia di Laipacco potrebbe essere spostata. Il comune di Udine si è impegnato in tal senso. Il grande palo di 26 metri, con le celle per servire la telefonia mobile TIM, nel 2018 è stato posizionato nel parcheggio della palestra comunale di via Mozambano. L'impianto è a norma e rispetta il regolamento per la telefonia mobile che la stessa amministrazione ha varato nel 2013. Fin da subito, però, ha sollevato le idee dei residenti che si sono riuniti in un comitato per chiederne la rimozione, considerando l'antenna impattante agli occhi al punto da ridurre anche il valore immobiliare degli edifici del borgo rurale. Inoltre dista a soli 155 metri dalla scuola dell'infanzia e 20 metri dal centro sportivo utilizzato abitualmente dagli studenti. Dopo 2 anni di battaglia, una raccolta firme e un ricorso al TAR, lunedì sera il Consiglio Comunale ha votato all'unanimità la mozione presentata da Federico Pirone, capogruppo di Innovare, che impegna Giunta e Sindaco a venire incontro alle richieste dei cittadini. Il comune si è detto favorevole a valutare lo spostamento dell'antenna di circa 300 metri in un sito privato in mezzo ai campi. Nei giorni scorsi è stato presentato all'ISIS Malignani di Udine un nuovo corso rispetto al quale è stato siglato un protocollo d'intesa che formerà figure professionali destinate al settore del legno arredo. Non si tratta di un'opportunità solo per gli studenti, ma anche per la sede distaccata dell'istituto a San Giovanni al Natisone, che potrebbe tornare a nuova vita. Una situazione, una novità che è stata sostenuta con forza dal sindaco. Lo ha raggiunto per noi Francesca Spangaro. Siamo proprio all'interno della sede staccata del Malignani qui a San Giovanni Natisone. È un istituto, insomma, che è davvero storico. La scuola è stata fondata nel 1957 e questa scuola negli anni ha formato tantissimi ragazzi che poi sono diventati ottimi imprenditori, artigiani, ottimi operai specializzati. Dal 2000 c'è stato un lento e progressivo calo delle iscrizioni. In questi anni le nostre aziende hanno investito tantissimo. Si sono capitalizzate molto di più, hanno fatto importanti investimenti in innovazione tecnologica, però mancano le risorse umane. E pertanto l'impegno che c'è stato da parte della mia amministrazione, ma anche da parte delle amministrazioni dei comuni contermini, è stato quello di intercedere con la Regione, con l'Istituto Comprensivo, con l'Istituto Scolastico Regionale. Siamo riusciti a sederci a un tavolo, abbiamo espresso tutte le problematiche che riguardavano questo plesso, ma soprattutto abbiamo portato le istanze delle associazioni di categoria. Siamo riusciti appunto a fare un tavolo di lavoro che è partito a dicembre-novembre del 2019, ci siamo seduti, abbiamo iniziato a snocciolare le problematiche e siamo riusciti, ripeto, con una grande disponibilità da parte della Regione, che ringrazio, e sicuramente l'assessore Rosolen è stata molto sensibile alle nostre segnalazioni. Ringrazio anche il dirigente scolastico del Malignani, il dirigente scolastico regionale, che si sono anch'essi prestati a valutare alcune possibilità percorribili, soprattutto che consentissero di creare un nuovo corso tecnico che partirà col prossimo anno a settembre. E ieri sono state consegnate 3 borse di studio ad altrettante studentesse meritevoli dell'Istituto Tecnico Superiore Malignani di Udine da parte dell'AIDA, l'Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda, un riconoscimento mirato per le lavoratrici del futuro. Vediamo il servizio. 3 borse di studio ad altrettante giovani studentesse iscritte al primo anno dell'Istituto Tecnico Superiore Malignani. Le ha donate AIDA FVG, l'Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda, selezionando le 3 giovani sulla base della loro carriera scolastica e della motivazione a intraprendere il percorso di studio offerto dall'Istituto. Il nostro progetto e la nostra mission è di investire sui giovani e sulle giovani per una parità di genere e soprattutto per spingerli a realizzare nel futuro degli obiettivi concreti, oggettivi e volti verso le materie scientifiche. Sicuramente la nostra vocazione è quella di offrire
strumenti, occasioni, opportunità per scelte libere e consapevoli delle giovani ragazze e dei giovani ragazzi. Troppo spesso le aziende di alcuni settori che sono ancora considerati in maniera erronea maschili, parlo dell'ambito aeronautico e dell'ambito meccatronico, non vedono presenze femminili, laddove invece le aziende di grandi, piccole dimensioni ritengono che il contributo femminile unito a attitudini, soft skill e competenze tecniche sia importante per il processo di innovazione. Gemona punta sulla manutenzione del territorio contro il dissesto idrogeologico e il rischio idraulico. Il Comune ha ottenuto dallo Stato un contributo di 550.000 euro per la riqualificazione, la sistemazione e la messa in sicurezza dei canali e delle reti di scolo, che si aggiungono ai 700.000 euro già in fase di esecuzione. Per il sindaco di Gemona, Roberto Revelan, si tratta di un importante riconoscimento ministeriale. L'importo è superiore a quello degli altri comuni della Regione. Siamo i primi in una graduatoria che comprende solo poche realtà locali del Friuli Venezia Giulia, commenta Revelant, spiegando che la prevenzione è una misura prioritaria da intraprendere per evitare emergenze e costi di intervento superiori. In questi giorni a Gemona sono attivi 4 cantieri che costituiscono uno sbocco occupazionale, una boccata d'ossigeno per la zona. La riqualificazione del territorio passa anche attraverso interventi sulla viabilità principale e nei parchi pubblici. E per chiudere lo sport, ieri la presentazione ufficiale del Giro d'Italia. Oggi celebreremo con uno speciale su Telefriuli le tappe friulane della Corsa Rosa. Un cambio nel nostro palinsesto: questa sera non andrà in onda la puntata prevista di Economai FVG, ci scusiamo per questo, slitta la puntata. Questa sera appunto uno speciale a partire dalle 21 con le novità, le emozioni della prossima edizione del Giro d'Italia. Giro d'Italia del quale parleremo anche a Sport FVG subito dopo la pubblicità, e poi come sempre l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito, arrivederci.